che cambiano la musica. Eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, ed oggi andiamo a celebrare un piccolo traguardo di questa trasmissione, perché siamo arrivati bene alla puntata numero 10, signore e signori, un qualcosa che veramente ti fa capire come il tempo passi molto velocemente. Mi sembra ieri di aver iniziato questa avventura da solista, decisamente meglio di quello che ha fatto Damiano dei Maneskin dopo il suo addio ai Maneskin, però oggi andiamo a celebrare quella che è la 10ª puntata di questo fantastico programma, e per onorare quello che è appunto il nome che dà appunto il nome al programma, Crossroads, grandissima e storica canzone di Robert Johnson, prima e poi con delle cover fantastiche fatte soprattutto da Eric Clapton, che anche nella sigla. Oggi andremo a omaggiare il genere che più di tutti ha dato un grandissimo contributo alla musica, cioè il blues. Quindi oggi sarà una puntata abbastanza particolare, cioè tutte le canzoni saranno legate in qualche modo al blues, con delle loro varianti che permetteranno di diversificare un po' quello che sarà l'ascolto. E quindi non perdiamo tempo, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, e andiamo con la primissima canzone di oggi, Midnight Woman dei Whiskey Mayers. She got the magic sunrise a singing, baby got an outlaw ball. She got the call right here by midnight. Damn, I can't leave it alone. So come on, all right now. Oh, come on, all right. She got that rhythm like Mustang Sally. She got that mojo hand. She got the motion in the ocean. She's got always the potion. That's strong enough to kill a woman man. She operates under the moon and the starlight. She moves between the hours of twilight. That kind of love will make a man go insane. She'll rock you out like a shot to your veins. She got that magic moonlight, alright. She got that fight for power. She got that come around here, but you're sometime. She got my midnight hour. So come on. All right now. Oh, come on. Yeah, all right. She got the thunder and lightning cracking. She got that speaking tongue. She got
She got the siren song just for singing. She got the muse. She got the best ever piece that leave you weak in the knees. Damn, she'll wrap you up and put a spell on you. She operates under the moon and the stars. She moves between the hours of twilight. That kind of love will make a man go insane. She'll knock you out like a shot to your face. She operates under the moon and the stars. She moves. That kind of love will make a man go insane. She'll knock you out like a shot to your face. Eccoci qui tornati dopo la prima canzone, e veramente che carica danno i Whiskey Myers con la prima canzone, incredibile. E ringraziamo anche chi ha ispirato questa primissima puntata, ovvero chi ha dato fiducia a questo programma, il grandissimo signor Beppe Braga. Un applauso per tutti quanti al signor Braga. Grazie regia. Eccoli, andiamo con la prima canzone che quando il dottor Braga appunto me l'ha girata per propormela di inserirla in una puntata, veramente mi ha dato delle vibes proprio da mix tra blues, un po' di musica country, del southern rock, un genere proprio che parla proprio e sprigiona stelle e strisce proprio come se non ci fosse un domani. E comunque, oltre ad avere questo lato molto del classic rock americano, appunto di band come i Lynyrd Skynyrd, che rappresentano proprio l'emblema e il simbolo della musica del sud degli Stati Uniti, avevano comunque anche per certo verso un lato che era anche più avvolgente, più notturno, cioè rispetto a quelle che erano i classici del southern rock americano. Cioè, c'era meno quella sensazione di come dire, di vita vissuta tra la fattoria e tra i campi, e di più quel pizzico di magari di notturno che gli dava secondo me molto più fascino e molto più eleganza rispetto a un normale pezzo southern rock, che comunque prende tutti gli stilemi anche del rock, del blues soprattutto, delle zone più del sud degli Stati Uniti, dove non vengono associate, diciamo, a quelle che sono le origini del blues come il delta del Mississippi, ma a zone come Texas o Alabama. E appunto proprio per questo secondo me riesce ad essere una giusta innovazione di uno stile che è veramente molto figo, perché comunque ha un ritmo veramente pazzesco, tira un botto, le chitarre spingono da matti, però riesce ad avere quell'eleganza, quel po' di appunto di notturno, che gli riesce a dare quello sprint, quella marcia in più, ecco, per risultare un'evoluzione rispetto ai classici e portare comunque qualcosa che sia rispettoso verso il passato, ma si evolve. E diciamo anche il tema della canzone e in generale di quando si parla di tematiche che riguardano l'amore, il gentil sesso, in questa band si va a toccare dei temi che risultano anche che quell'oscurità, quel pizzico di oscurità che viene data, riesce a incastrarsi perfettamente con quello che è il loro stilema classico nel scrivere le canzoni. Appunto, qui parla di una protagonista di questa canzone, di una donna appunto, che oltre ad essere misteriosa riesce ad avere anche ad utilizzare il suo essere misteriosa, la sua sensualità, per diciamo per
legare a sé gli uomini attraverso il desiderio, l'essere quasi una femme fatale, ecco, del sud degli Stati Uniti, e riesce ad attirare a sé gli uomini e a, come dire, essere sia una figura allo stesso tempo che risulta sia pericolosa, ma da una parte anche liberatoria, cioè perché è pericoloso quello che può essere appunto tutta la parte legata al mistero, alla notte, alla sensualità, ma che può anche essere liberatorio da un certo punto di vista. E appunto con un mix tra un sound del genere e quello che è appunto il suono di questa band, con un groove quindi molto spiccato, un groove molto forte, riesce a creare una perfetta combinazione che modernizza molto questo genere, che negli Stati Uniti, appunto, come per il blues già di per sé, ma quando si va ad unire ad elementi come il country, il southern rock o l'hard rock, è letteralmente un retaggio culturale, perché è la musica che lì è la loro tradizione. Infatti, rispetto a quello che a noi possono sembrare, come dire, band minori o come i Whiskey Myers, che in Italia non hanno un grandissimo seguito, negli Stati Uniti band del genere sono veramente parte, e vanno fortissimo proprio perché sono parte di una cultura che è quella del sud degli Stati Uniti, che è quindi fatta di quegli stilemi anche classici di quello che si può pensare del sud degli Stati Uniti, quindi praterie, ranch, mondo rurale che ovviamente che è quello che può essere l'esempio perfetto di stati come l'Alabama o il Texas, che rappresentano un po', ecco, l'epicentro di quel mondo del sud degli Stati Uniti. Ecco, dopo questo primo pezzo incredibile dei Whiskey Myers, andiamo con un altro pezzo che è stato un po' una rivelazione, sempre consigliatomi dal dottor Braga, che sembra che mi abbia fatto questa puntata, ma sicuro non è così, mi ha dato degli spunti però molto molto interessanti, anche perché sinceramente di questo artista non mi aspettavo questo qualità e questo livello, ecco. C'è stata un'evoluzione del suo sound e sono molto contento che mi sia stato proposto per portarlo in questa puntata. Quindi andiamo con la seconda canzone, che si chiama Oh OK, versione unplugged di Sam Ryder. Saw you in my neighborhood today, driving 20 miles out of your way, smiling with his arms around your waist, hoping that I'm pissed, but I'm over it. You're taking me every place we used to be. Behind your smile, I know it's misery. Imagining the way you felt with me, wondering why the flame doesn't hit the same. Oh, and it's like, oh, okay, you got yourself a new man, so you say, but we both know the truth, man. Cry my name when he's all over you, 'cause I'll never, ever, 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 ever love you like I can. Oh, okay, you got yourself a new man, so you say, but we both know the truth, man. Cry my name when he's all over you, 'cause I'll never, ever, 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 ever love you like I can. Hey, saw you with the boy at the bar. Everywhere I go, it's where you are.
open now, but I'm over it because I found you as soon as you walked out, and there ain't no way I could go back round to the whole damn world. But you moved on now with your brand new toy that you can't put down. Oh, okay, you got yourself a new man, so you say, but we both know the truth, man. Call my name when he's all over you, 'cause he'll never, ever, 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 ever love you like I can. Oh, okay, you got yourself a new man, so you say, but we both know the truth, man. Call my name when he's all over you, 'cause he'll never, ever, 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 ever love you like I can. Like I can, like I can, like I can. Like I can, like I can, whoa, whoa, like I can, like I can, like I can, like I can, no, never love you like I can. Allora, eccoci qua tornati dopo Sam Ryder con Oh Ok. Ed ecco, vi stavo appunto dicendo, vi stavo anticipando appunto di una evoluzione di quello che è la sua, diciamo, normale cifra stilistica, perché la prima volta che mi ero imbattuto in questo artista, diciamo, era il genere, la canzone erano, come dire, totalmente diverse, perché l'ho ascoltato, credo, come penso un po' tutti, la prima volta all'Eurovision del 2022, se non sbaglio, ma sono abbastanza sicuro che era 2022, quando arrivò secondo nell'edizione che si tenne a Torino. Ecco, lì, ascoltandolo mi sembrava il classico pezzo di pop britannico, comunque abbastanza carino, sopra la media, ben scritto, ben arrangiato, ben portato sul palco. E devo dire seconda posizione più che meritata. E invece poi qui mi ritrovo ad ascoltare un'evoluzione incredibile di questo artista, perché ha aggiunto veramente tantissimo a quello che è il suo repertorio, quindi andando dal quello che è comunque una base di pop, ha aggiunto pezzi blues, ha aggiunto pezzi anche di soul rock che danno un'anima tutta sua all'album appunto portato a questo, anzi questo EP portato da questo artista. E diciamo l'ispirazione poi si va a ricercare, per lui che è comunque un artista britannico, si va a ricercare, ecco, in un mondo totalmente estraneo a quello che potrebbe essere la cultura britannica, che diciamo andare a riprendere quella colonna sonora di un film western, ecco, quindi c'è molta teatralità e molto spirito quasi di frontiera, ecco, in questa canzone. Potrebbe essere appunto tranquillamente una canzone che potrebbe rientrare in un film western moderno come colonna sonora. E appunto secondo me l'unicità sta proprio qui, cioè nel mischiare elementi che di per sé sono già stati magari usati, messi insieme, ma unendoli in questo modo, dandogli questo verb quasi da colonna sonora di un film, gli creano un'anima decisamente nuova alla canzone e come dire, rendono questo pezzo veramente sopra, ma di molto, rispetto ai lavori precedenti che ha fatto Sam Ryder. E appunto poi c'è anche la parte, secondo me, fondamentale di questo pezzo, cioè l'essere stata suonata in versione unplugged, che, piccola spiegazione tecnica, è suonata senza utilizzare strumenti elettrici, diciamo. Molto famosi sono i concerti unplugged che ha realizzato ad esempio MTV. Tra quelli più famosi ci sono sicuramente quelli di Eric Clapton, dei Nirvana e
degli Alice in Chains. Ecco, e secondo me questo formato qui dà ancora più spessore alla canzone, perché io di mio sono già un grandissimo fan dell'acustico, quindi secondo me riesce a dare una vita totalmente nuova a una canzone. Cioè, secondo me sono proprio due tipi di canzoni diverse, una suonata con una strumentazione elettrica e una in acustico, perché devi cambiare comunque il ritmo, devi adattarla, e ci sono canzoni che vengono totalmente stravolte con questo cambio di utilizzo della strumentazione. Ecco, un esempio palese, appunto, sempre tornando ad Eric Clapton e omaggiandolo anche un po', visto che la sigla di questo programma è ispirata anche alla sua cover di Crossroads, è appunto quella canzone Leila che suonata con gli strumenti elettrici è una cosa, secondo me suonata quando la suona in versione unplugged è totalmente diversa, diventa una canzone totalmente diversa e con un'anima tutta sua. E secondo me qui con Sam Ryder è un po' la stessa cosa, perché secondo me la canzone dalla sua versione strumentale, con gli strumenti elettrici, ecco, va a guadagnare secondo me molto più anima e dà molto più senso a quello che è un po' il significato della canzone di per sé, che appunto anche qui si parla del tema dell'amore, ma di un amore che è lontano, cioè di due persone che si sono separate, e nel saper affrontare comunque mantenere viva quella fiamma dell'amore, ma saper affrontare anche il doversi separare l'uno dall'altro. Un po' questa lontananza che va ad essere appunto un elemento centrale in quello che è poi il tema anche della frontiera, quindi una distanza che sembra quasi irraggiungibile tra due persone, e appunto in quello che è poi il leitmotiv della canzone, l'artista mette appunto in scena questi due amanti, queste due persone che si amano, che sono divise, ma che comunque profondamente divise in quel momento da una separazione, e di uno che cerca dei due che cerca di riconquistare l'altra, utilizzando anche degli stratagemmi come far rendere geloso l'altro dopo la separazione, e cercare un po' di riclamare un po' di potere personale, quel potere che sente di aver perso nel bel mezzo di una relazione. E devo dire che a livello sia di scrittura dei testi che di struttura della canzone, della forma canzone, Sam Ryder ha fatto dei passi da gigante in pochissimo tempo, passando da quello che era un normale blues, cioè normale pop, scusate, massimo un po' di pop rock, a un'evoluzione artistica, una maturità artistica che lo hanno reso un artista, secondo me, incredibile. E secondo me ci vuole anche coraggio per andare in questa direzione oggi, affrontare anche la musica con un'emotività profonda e fare quello che una persona ritiene che abbia voglia di fare, lo rende secondo me una evoluzione importante di quello che è la sua carriera musicale. Quindi spero vivamente per Sam Ryder che continui così, che continui a sfornare altre canzoni così, altri EP così, altri LP così, e sicuramente ci farà davvero divertire nell'ascoltare le sue canzoni. E ora, carissimi ascoltatori, dobbiamo purtroppo fermarci per una breve pausa, ma torneremo tra pochissimo, sempre con Crossroads. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce.
Oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Oh, eccoci qua, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, tornati con la seconda parte di questa puntata speciale di Crossroads, dedicata alla 10ª puntata, che è un piccolo traguardo che ci tenevo, ecco, a celebrare. Però non perdiamo ulteriore tempo, dato che la canzone è abbastanza impegnativa e lunga la prossima, quindi andiamo immediatamente con Eric Steckel con Hold Your Fire. Hours, 1973. Man shot down, ammunition spree. Then on the sidewalk, it's the law of the land. His ultimatum was my command. Hold your fire, let me breathe. All I desire is to be free. See, hold your fire, please. Four lies down, laying down inside. Ranking fire on my alibi. Conciliation ain't a liberation. Blind my eyes to the devastation. Hold your fire, let me breathe. To be free. Take my money, you know it's my disease. Hold your fire, please. Hold your fire, let me breathe. All I desire is to be free. Take my money, you know it's my disease. Hold your fire, please.
Eccoci tornati dopo un pezzo del genere che ti dà una carica incredibile, Questo pezzo che unisce due delle mie più grandi passioni a livello musicale, cioè l'heavy metal classico e il blues. Una versione molto proprio che anche questa che spara America al 100%, una bomba incredibile che oltretutto è stata registrata in una maniera molto molto diversa da quello che viene fatto oggi, cioè questo è tutta tecnica, vai una sola take registrata e va bene così, anche perché poi ricercare quella perfezione diventa quasi artificiale. Una canzone suonata come va, anche se c'è quel piccolo errore, quello piccolo sbavatura, dà veramente un'anima al pezzo e alla canzone in maniera incredibile. E appunto questo ragazzo, Eric Steckel, riesce nell'impresa di unire questi due generi che in realtà stanno molto molto bene insieme, anche perché l'heavy metal classico non è altro che non va che ad essere un blues con maggiori distorsioni e casse più potenti e più rumorose, quindi ci sta molto bene nell'unire questi due generi musicali che sono un po' uno è il nonno dell'altro, ecco. E appunto e tantissimi grandi guitar hero del metal degli anni fine anni 70 inizio 80 hanno iniziato appunto come bluesman, quindi non c'è nulla di strano, si poteva fare magari anche prima con questa convinzione, con questa voglia, anche rimettere un po' la tecnica, cioè ci sono quelli che vogliono fare un pochettino gli snob quando parlano di musica, che ti dicono la tecnica non è importante, non è così importante se devi saper suonare. In alcuni generi può essere vero, nell'heavy metal classico, ecco, ci devono essere quei virtuosi, quei tecnici che sanno dare del tuo alla chitarra senza nessun timore reverenziale, perché è poi l'essenza del metal è quella, quindi c'è un ritorno agli assoli che oggi sono quasi estinti, però è bello ogni tanto sentirli in una musica dove ormai è diventato, in un genere come quello metal, dove è diventato il breakdown la parte più abusata, il ritorno un po' ai sani, vecchi e classici assoli dell'heavy metal classico sono una goduria e una gioia immensa, appunto perché chi ha iniziato ad ascoltare metal appunto con quelle band un po' più storiche, quelle classiche, quelle come gli Iron Maiden ad esempio, i Judas Priest, Ozzy Osbourne stesso con quei meravigliosi assoli di chitarra di Randy Rhoads. Ecco, questa canzone è puro balsamo per le orecchie, perché diventano un suono meraviglioso, una meravigliosa sinfonia che ti passa tra le orecchie e ti riempie anche il cuore. E per parlare poi dopo questa appendice di amore totale verso questa canzone, diciamo due cose, un pochettino di più di questa canzone, che appunto anche qui rappresenta un po' il tema del prendere il fuoco interiore appunto di un ragazzo giovane che vive in una grande città degli Stati Uniti e che vive la propria vita con un fuoco dentro, una carica, una passione, una voglia di fare che lo penetrano proprio dall'interno e lo rendono vivo, e questa voglia, questa passione viene messa al 100% in questo brano, che è un capolavoro dal punto di vista del messaggio che ha voluto dare. C'è una botta di energia, di carica incredibile, e tutto riesce assolutamente bene, anche se magari può risultare meno perfetta con minima sbavatura quella, ma secondo me la registrazione fatta, prendi one take, registri e vai e pubblichi, lo rende la canzone decisamente migliore, perché
se devi fermarti, rifare ogni punto magari dove hai cannato una nota o il cantante ha stonato, risulta poi freddo, artificiale. Invece qui il fuoco lo senti davvero, lo senti che è una canzone che è stata registrata con il cuore, senza voler ricercare un qualcosa di plasticoso. È veramente una goduria assoluta ascoltare questa canzone. Ogni volta che la sento, proprio sento la carica che arriva, mi sento vivo, ecco. E ora questo pezzo che evolve il blues andiamo invece verso qualcosa di più classico del blues, andiamo con una leggenda del blues di Chicago, uno dei più belli di tutti, quindi andiamo con Buddy Guy con la canzone Blues Chase the Blues Away. Chase the blues away. The blues chase the blues away. Every time I hear an old Jimmy Reed song, I forget about all the things that have gone wrong. The blues chase the blues away. When you're out there in the field, working all day long. When you're out there in the field, sweating and digging all day long. Make you feel a little better, just to sing a good old blues song. The blues chase the blues away. The blues chase the blues away. Every time I hear a B.B. King song, I forget all about everything that's gone wrong. That's why I say the blues chase the blues away. When your woman left you, you're feeling all alone. Yes, I said when your woman left you, you're feeling all alone. Just a little dose of the Delta, that lonesome feeling is gone. The blues chase the blues away. The blues chase the blues away. Saw a man down on the streets playing for nickels and dimes. Saw a man down on the street singing blues for nickels and dimes. He said, when you sing them, you lose them. So, brother, I'm doing just fine. The blues chase the blues away. I said the blues chase the blues away. Every time I hear a little Walter song, it makes me forget about everything that's going wrong. The blues
chase the blues away. Yeah. Hey, I said the blues, chase the blues away. I don't think I would have it any other way. The blues, chase the blues away. Yeah. Ed eccoci tornati, signori e signore di Radio Libertà. Veramente che pezzo incredibile. Buddy Guy non perde neanche un millimetro del suo smalto, incredibile, un artista incredibile. E qui scrive una vera e propria lettera d'amore al blues, in questa canzone che è incentrata totalmente su rendere omaggio a questo genere incredibile, soprattutto alla sua versione di Chicago, una di quelle, diciamo, più famose insieme a quelle del Delta, che più hanno influenzato poi gli altri generi come il rock o il metal, appunto. E qui lo fa in quella che è nella maniera più classica, con i temi a livello di scrittura che contraddistinguono il blues, che quindi sono quella forza, di quel simbolo di malinconia, di dolore, di fatica, di reggere una vita che è difficile, ma anche di come la musica sia lo strumento per liberarsi di quella sofferenza. Appunto c'è un'esplosione di emotività in questo brano, in questo voler dimostrare che questo genere è tutt'altro che finito, ma è ancora vivo e vegeto. E lo fa anche utilizzando quelli che sono la struttura classica del blues, quindi classica chitarra, un grandissimo utilizzo del piano in maniera straordinaria, quindi è proprio quel bel pezzo che senti e che ti fa venire voglia di ballare, che ti fa venire voglia di scatenarti. È veramente un peccato che i giovani continuino a non dare credito a questo genere, perché sinceramente vi confesso, ascoltatori di Radio Libertà, che veramente mi piacerebbe un sacco tornare a quelle vecchie balere dove si ascolta blues e si va lì a ballare come nei vecchi tempi. E qui Buddy Guy ci dà una dimostrazione, la prova che questo genere può spingere ancora fortissimo, può essere ancora di grandissima ispirazione e che gode ancora di ottima salute. E appunto, continuando anche a trattare temi che sono cardine di questo genere, quelli che l'hanno fatto nascere, cioè quel mondo afroamericano che aveva bisogno di una valvola di sfogo per la loro vita difficile, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, dove ancora si lavorava comunque nelle piantagioni, per quanto la schiavitù fosse finita e fosse un ricordo del passato, ma ancora si lavorava nelle piantagioni e appunto non c'era una prospettiva di vita, e la musica diventava la scappatoia, la valvola di sfogo per quello che erano appunto delle vite difficili. E questa canzone è l'emblema di questo, di quello che è il vero anima e il vero spirito del blues. Quindi grazie Buddy, abbiamo bisogno ancora di uomini come te che, nonostante la tua età, tengono vivo memoria e ricordo di questo genere incredibile. E per fortuna ci sono anche artisti più giovani che ne hanno preso l'eredità e la continueranno probabilmente in eterno. Ma ora, signori, andiamo appunto celebrando quella che è l'ultima canzone di questo primo speciale di Crossroads. Andiamo con l'ultima canzone della bravissima e talentuosissima Grace Bowens con Holding On To Something.
feel too when you see me out. I don't know where to go. Eccoci qui, signore e signori. Beh, che dire, qui ci troviamo davanti a veramente una predestinata della musica, perché questa ragazza, appunto, Grace Bowens, che ha soli 18 anni, e dico 18 anni, ha una completezza a livello musicale pazzesca. Veramente un prodigio assoluto della musica, un livello così veramente di da enfant prodige non si ha dai tempi veramente di Joe Bonamassa, e può sembrare un, come dire, un paragone che può risultare scomodo e difficile, ma questa ragazza ha veramente dimostrato di essere un autentico prodigio della musica, una bravura alla chitarra incredibile, una completezza a livello di scrittura del brano, di struttura musicale che per una ragazza della sua età sono irreali, veramente irreali, e una conoscenza soprattutto così approfondita della storia dei vari generi musicali che gli permettono di unire questi generi che hanno dal blues, dal rock anni 70 al funky, per creare questa energia, questa è veramente frizzante questa ragazza, è veramente incredibile, ti lascia anche lei una carica addosso, veramente riportandoti indietro a anni incredibili della storia della musica, e veramente dove ti viene voglia solamente di ballare. Questa
ragazza veramente, ve la consiglio più di tutti perché è veramente un giovane prodigio e appunto questo suo pezzo che fa parte del suo ultimo album, Wine on Venus, è veramente qualcosa di sensazionale, un pezzo che è un album che dimostrano una completezza tecnica che per una ragazza della sua età è veramente assoluta, cioè ci ritroviamo veramente tanto davanti di ragazzi che alla sua età fanno musica, di molti artisti poco esperti, non pronti e che soprattutto sono più controllati dalle loro case discografiche che altro. Qui invece abbiamo un talento che non è neanche più un diamante che deve essere sgrezzato. Qui abbiamo di fronte un diamante proprio pronto e bellissimo da indossare, in questo caso da ascoltare tutti i giorni, perché è veramente un viaggio in un mondo psichedelico e di festa che ti fa veramente anche questo godere. Cioè è una ragazza di un talento incredibile, sono sicuro che il resto della sua carriera lo sarà altrettanto, perché è bravissima, perché è già super capace e spero solo che chi è intorno a lei sappia ben consigliarla, non gli faccia prendere una strada, ecco, che possa, come dire, portarla in una brutta direzione, ma mi sembra anche una ragazza già molto matura e quindi sono piuttosto convinto che la sua carriera ci regalerà grandissime soddisfazioni. E quindi, carissimi ascoltatori, siamo arrivati, eccoci alla fine di questa incredibile 10ª puntata di Crossroads, questo speciale dedicato al mondo del blues, e io ovviamente, come sempre, vi do appuntamento ogni giovedì qui su Radio Libertà dalle 5:30, dalle 3:30, dalle 4:30, perché, carissimi ascoltatori, questo programma è un portone verso un mondo della musica che non si ferma mai. Alla prossima settimana, carissimi fan di Crossroads. Avete ascoltato Crossroads,